Bibido a scoprire a strada eccezionale di un'artista, Maria Josué, nata in Fiorenza, amica gara di Pasquale Bauli e artista pittrice. A 18 anni diventa più giovane membro della prestigiosa Accademia dell'Arte del Disegno di Fiorenza su autoritrato attesta di sa singolarità. Impara con i bureau di pittori fiorentini, scontra un circolo d'artisti inglesi, Northcote, Banks o Henri Fuseli. Tutti vedono in ella a Noella Angelica Kaufman, famosa pittrice di storia. In 1779, dopo la morte di suo babbo, sua mamma decide di partire in Inghilterra e Maria deve seguirla. In Londra muda il suo destino. In 1781, Isabella Hadfield arrangia l'unione di sua viola con il famoso pittore inglese Richard Cosway. In una dimora particolare di Chamber House, nata a Pall Mall, il coppia Cosway trova assai piacere a ricevere a High Society londinese e il generale Paoli fa parte di Sayente. Maria incanta i suoi invitati con la sua arte. Da che si scontrano nel 1782, un'amicizia sincera e profonda nasce tra Maria Josué e Pasquale Bauli, dando principio una corrispondenza che durerà più di 20 anni. Maria diventa una pittrice famosa di ritratti. In 1782 studia il pubblico con il ritratto soprannaturale di la Duchesse du Devonshire in Cynthia, rigacciato di Arène des Fées d'Edmund Spenser. Maria è polivalente, un'amica baiura di tocca abitura di storia. Maria tocca tutto e si vede tutti i temi nei suoi soggetti, tale a religione, a mitologia e a letteratura. Ma le sue opere più domandate sono le sue incisioni in acquevo. Durante i suoi soggiorni in Parigi scontra il pittore famoso Jacques-Louis David, che gli propone il suo sostegno, la sua amicizia e li incoraggisce a seguire i suoi sogni. Courage, Madame Josué, à la gloire, sans génie on n'est rien, et avec du génie, on est ce que vous êtes. Ou viado di la mort de Socrate, sopra Ola, la mort de Miss Gardiner. In Parigi si inamichisce di nuovo con quello che diventerà il presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, con il cardinale Fesch e la famiglia Bonaparte. In 1790 dà nascita a Angelica Luisa Paolina e Pasquale Bauli ne sarà il compare. Ma in 1796 aziende la si muore da una beningola. A 10ª musa di Bauli trova un conforto in la preghiera e la preghiera. Pone termine a sua carriera e si impegna in educazione di giovanotti. Genoti in Lombardia che la troverà un successo con l'apertura di un collegio di Beata Vergine di Grazia. Ferdinando I gli conferisce un titolo eccezionale di baronessa, una riconoscenza per le sue attività pedagogiche. Maria Josué e Pasquale Bauli sognavano di aversi in Corsica. Oggi possiamo dire che questa scommessa è compiuta e che l'anno 2024 firmerà l'idea, quello di ritrovare tra il generale e la sua 10ª musa.